Buonasera da Taglio di Po, celeberrima Fiera del Carmine, banda regolamentare, presidente della Proloco, il parroco Don Damiano e Donna Stefano e la stampa, quella che conta che dietro, e la banda cittadina Giuseppe Verdi. Perché? Perché c'è questa fiera ormai, qualcuno dice addirittura centenaria, quindi proviamo a vedere le arena spettacoli, c'è tutto quello che c'è da desiderare dalla fiera, la banda è una delle bande più antiche del Polesine. Naturalmente lo stand gastronomico, buonasera, anche questo un must di questa fiera, vedete quanta gente, buonasera a tutti i volontari della Proloco, bravi, buonasera, ciao. Buonasera, l'applauso meritato alla fiera, scusate, alla banda che fa l'inchino, a tutti gli ospiti, ecco il sindaco che va a salutare, andiamo a vedere insieme, sì. Buonasera signori. Andiamo col sindaco dietro le cucine. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Sindaco, ha voluto fare l'inchino alla cucina. Sicuramente, brava, perché loro sono gli artefici numero uno di questa fiera. No, allora facciamo un applauso virtuale perché stare dietro le quinte qua con questo caldo. Bravi. Grazie. Allo staff della cucina, signori, tutto il mio rispetto per la fatica che state facendo, bravi. Non c'è fiera senza lotteria, quest'anno alla Fiera di Taglio di Po una bellissima Volkswagen Taigo e naturalmente le giostre, l'autopista, ma soprattutto uno dei più grandi artisti di Taglio di Po, il signore, detto anche Pilon, che è stato la colonna portante della banda italiana, Tagliolesio, scusate. Grazie Pilon, buonasera. Non manca il tocco dell'artista di Andrea Lazzarin, guardate che meraviglia, che ha voluto far ricordare i caroselli degli anni 60 e quindi è una fiera che ricorda il passato, va verso il futuro e che vi consigliamo di venirla a visitare in 11 giorni, un sacco di attrazioni importanti, decisamente una grande fiera, 11 giorni. E come sempre Elena che è la regina della lotteria. Come sta andando? Andando bene, bella serata, fortunatamente in maltempo ci sono sfiorato e quindi siamo decisamente baciati dalla fortuna in questa serata di inizio della nostra meravigliosa Fiera del Carmine. E quando è il momento giusto per comprare i biglietti? Assolutamente, quello sempre. Ciao Elena. Ciao, buonasera. Presidente Prescendi, che fiera è questa? Che fiera sarà perlomeno in prima serata? Questa è la prima serata di un ciclo di fiere che stiamo tentando di contare da quando comincia, ma non lo sappiamo, però di sicuro sono 62 anni che c'è la Proloco e quindi è 62 anni che lo organizza la Proloco. È una fiera nel solco della tradizione, ma che però cerca come sempre di introdurre elementi di variazione, tant'è vero che per il quarto anno consecutivo abbiamo avuto la necessità di convocare la Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo perché apportiamo sempre dei correttivi. Ricordiamo tra
le varie cose. Forse quest'anno si festeggia i 100 anni di Ermete Marangoni, o sbaglio? Sì, sono i 100 stato anni. Forse il più famoso, il più conosciuto presidente della Proloco, è stato quello che ha inventato le varie mostre campionarie. Ce lo dice anche il sindaco, grazie sindaco che ce l'ha confermato, parola di sindaco, quindi... No, certamente è il centenario della nascita di Ermete Marangoni, e Ermete Marangoni è, se non il primissimo, ma è comunque il presidente dei primi anni della Proloco di Taglio di Po, e l'ha retta per un paio di decenni almeno, e ha creato gran parte delle iniziative che ancora sopravvivono nel tempo. Don Damiano! Eccoci presenti, buonasera, buonasera. Dietro le quinte, Ci siamo. Ciao. Grandi. Cosa rappresenta secondo lei per il paese di Taglio di Po la fiera del Carmine? È un momento in cui ci si ritrova con l'identità, un momento in cui c'è la possibilità durante l'estate di ritrovarsi insieme, di fare il punto magari di un anno e di vivere anche un po' di leggerezza. Con le relazioni, con la vita abbiamo tutti bisogno un po' di togliere un po' di stress, un po' di fatica, per cui se una bella occasione come una ricorrenza religiosa, quella della Madonna del Carmine, aiuta tutti noi a vivere meglio, è solo che una benedizione, quindi buona festa a tutti. Grazie parroco! Grande! Ragazzi, aspetta, Federico. È così, no, senza, perché voi che venite fuori tutti, posso? Partiamo? dai. Partiamo! E dopo il taglio del nastro inizia la fiera del Carmine di Taglio di Po. Il sindaco Marangoni, come sempre, è un'emozione tagliare il nastro per una fiera che è la fiera più importante del paese, ma un paese molto attivo. Non c'è solo questa fiera, ci sono tantissime cose. Che impressione le fa da sindaco essere presente, essere la madrina di queste cose? Oddio, hai anticipato, è un'emozione grande che viene dopo un po' di patema d'animo per vedere se tutto è andato bene, perché sembra adesso per chi visita la fiera per magia vede tutto a posto, però in effetti è un gran lavoro. Io con questo volevo ringraziare la Proloco e tutti i volontari che si prestano. Taglio di Po è un grande paese? Taglio di Po è grandissimo. Grazie sindaco. Grazie a te.